In molti sono qui oggi, in questa chiesa, in questo momento di preghiera con voi, parenti, amici, compagni di scuola, insegnanti, conoscenti, credenti, non credenti, donne e uomini in ricerca. Vi confesso la fatica nel dover dare voce a quanto ci portiamo tutti oggi nel cuore, e più ancora nel leggere quanto è successo alla luce della fede del Signore Gesù risorto. Tommaso si faceva conoscere e apprezzare con facilità, merito dei suoi talenti e doni, merito del suo carattere cordiale, socievole, e al tempo stesso forte, merito della sua voglia di vivere, merito delle sue passioni, come la natura, la montagna, la musica, il servizio al prossimo. Così capitava di vederlo esuberante e trascinatore tra gli amici, riflessivo e prudente nell'affrontare ogni questione, infaticabile quando c'era da fare strada o affrontare la fatica grazie al suo fisico atletico, deciso nell'affrontare le prove, amante della musica e di ogni forma di espressione alle quali si rivolgeva con dedizione, pronto ad offrirsi per aiutare gli altri nelle molte attività di volontariato che seguiva o aveva in progetto di fare, come il viaggio in Africa quest'estate. Tommaso dava il massimo impegnandosi su vari fronti, arrivando anche a dover scegliere cosa lasciare per non poter seguire tutto. Mastag impetuoso era il suo nome di caccia tra gli amici scout. Ricordando il suo temperamento energico e libero, aveva un cuore grande, si dava tutto per costruire un mondo migliore per tutti. Ricordare Tommaso, facendo memoria di lui, del suo sorriso e delle sue doti e qualità, non fa che aumentare il senso di vuoto e smarrimento che ci ha lasciato. Non riusciamo a spiegarci come mai una scelta avventata, una decisione presa con leggerezza abbia avuto una conseguenza così tragica. Non si può andarsene così, strappato via ai nostri affetti in una notte, nella primavera della vita, sotto quelle stelle ammirate e contemplate, segno di un desiderio profondo di luce, di senso, di verità,